ora in onda Potere al Popolo. Besame mucho, straziami, ma di baci saziami, purché voti di sì. E non puoi votare di no, dai. Se voti di no al referendum sulla giustizia. Ma Pagnoncelli oggi sul Corriere dice che vincerà il no perché andrete in pochi a votare, sappiatelo. E sta cosa mi ha rovinato completamente. Era una rassegna stampa bellissima, indimenticabile. La potrete risentire questa sera alle 20 in replica se fate i bravi. Buongiorno, 5 minuti dopo le 11 del mattino e sono ancora io, Sammy Varin, in versione short alle 11.30. Oggi non arriva Lega Liguria perché non sono disponibili, ma trasmetteremo Lega e dintorni, la replica della trasmissione che è andata in onda ieri alle 16 con il Paolo Grimoldi. Ma Paolo è un vecchio amico, però non gli facciamo fare più trasmissioni, no? Non so perché, ma Marco Grimoldi, il neo segretario della Lega di un paesino qui a due passi, a cui abbiamo dato una trasmissione perché parla di Lega, quella vera, quella dei territori, e quella dei gazebo, quella dell'autonomia, del federalismo. Quella che molti di voi conoscete, certo la conoscete bene, ma non tutti, e ce ne parlerà oggi alle 11.30. Intanto gli ultimi dati, le ultime notizie, non capita molto spesso. Oggi c'è la stessa foto in apertura sia sul sito di Repubblica che su quello del Corriere. La foto, ci sono centinaia e centinaia di uccelli che volano impauriti, perché intorno a loro ci sono decine e decine di esplosioni. E naturalmente una foto dell'Iran sia su Repubblica che, guarda qua, anche sul Corriere, ancora più in grande. E da lontano, devo dire, non sembravano neanche uccellini, ma mi sembravano droni. E intorno c'è un'autostrada con le auto che passano avanti e indietro, incuranti di tutte queste esplosioni. Quindi la vita in Iran prosegue. Secondo me è una foto emblematica che troverete probabilmente domani su molti giornali. Colpita una petroliera al largo del Kuwait, apre così il sito del Corriere, greggio in mare. Droni iraniani contro l'aeroporto in Azerbaigian e Trump che dice Teheran era fuori controllo. Intanto Hormuz, l'ombelico del mondo, i rischi e i danni della chiusura, le conseguenze saranno durature, ma poi è arrivata la risoluzione. Meloni, aiuti ai paesi del Golfo, ma non entriamo in guerra. Crosetto, attiveremo sistemi antidrone in Medio Oriente e Cipro. Sull'uso delle basi ci atterremo agli accordi internazionali. Se poi arrivassero richieste più estese, la competenza sarebbe del governo decidere, ma io penso che in quel caso dovremmo decidere con le Camere. Così la Meloni e così il Corriere. Repubblica, basi agli Stati Uniti e difesa aerea ai paesi del Golfo e Cipro. Ecco la risoluzione del centrodestra. Crosetto che sta dicendo: se ci chiederanno supporti, torneremo in aula. I vostri messaggi, tantissimi questa mattina, al 340-6709-659. Grazie a tutti quelli che hanno fatto richiesta della canzoncina del referendum. Sì, l'abbiamo lanciata qualche settimana fa. Vogliamo crederci che può vincere il sì, ma bisogna andare a votare il 22-23 marzo. E Pagnoncelli oggi sul Corriere ha detto che vincerà sicuramente il no, visto che l'affluenza sarà bassa. Poi non c'è neanche nessun problema, anche se ci vanno in 4 gatti, vince chi prende più voti. Sì, ma se ci vanno 4 gatti ci vanno solo quelli del PD, capito mi hai? Facciamo così, Simone, poi alle 11.30 come riempitivo rimandiamo la canzoncina sul referendum, che mi potete ancora chiedere appunto inviando un WhatsApp al 340-6709-659. Ruggero mi dice: caro Semmi, i sondaggi del Pagnoncelli sono gli stessi che indicavano il vantaggio della Camala. Stai tranquillo. Ah, meno male. Allora
mi camomillo. WhatsApp tantissimi al 340-6709-659. Se Belen non supera l'esame di italiano la mandiamo in Albania nei CPR. No, scherziamo, lei lo parla benissimo, ma sai in quanti che non fanno questo esame di italiano? Vanno direttamente lì in comune e poi si scopre che non parlano neanche una parola e vogliono la cittadinanza italiana. Non ci vuole molto a capire che Pagnoncelli è stato pagato bene per fare disinformazione credibile. No, io non ci credo, semplicemente diciamo che insomma. Caro Sammy, vedrai che torneremo con il cappello in mano a chiedere la carità alla Russia e preghiamo che i comunisti vari non si alleino alle prossime elezioni con il partito di Allah. Già fatto. Il potere giudiziario vota Antonio la trippa, vota la trippa come i loro accoliti, scherza Gian. E ancora, alle Paralimpiadi tutti gli atleti hanno gli stessi handicap, gli stessi problemi, ma non hanno la decenza di essere almeno solidali tra loro. Gli atleti russi che vogliono sentirsi atleti come tutti in queste Olimpiadi, oltre ad avere il loro sofferto problema fisico, devono essere anche umiliati da degli imbecilli che non capiscono questo problema. Allora io auguro a tutti quelli che boicottano disgustosamente la gara per una barriera e alle loro famiglie di avere tutte le disgrazie che hanno avuto questi ragazzi russi e che la smettessero questi ucraini di fomentare l'odio, perché non sono dei santi ma sono corresponsabili della guerra. Non deridete Nicolò. Ah, beh, il signore che è stato in onda prima, quello che urla, ragazzi, storico leghista, è stato una colonna della Lega, un militante convinto che ha attraversato tutte le vicissitudini del movimento e non è un matto. Quando urla lo fa appositamente per sostenere i nostri valori, ma parla spesso a volume normale ed è una persona che merita rispetto. Ma no, naturalmente noi scherziamo su tutti quanti, scherziamo anche su noi stessi, ci mancherebbe altro. Caro Sammy, va bene ritoccare i dati in base a chi comanda, ma qua siamo arrivati alla frutta della credibilità e voilà, signore e signori, ecco Sandro da Cologno che mi fa vedere altri dati. Il sì e il no, e dipende proprio dal canale che stai guardando molto spesso. È vero, cioè Italia 1 dà il no al 76% sul referendum della giustizia, la 7 al 70%. Un po' strano, certo, però t'ho detto, chi vivrà vedrà. Noi cerchiamo di fare un'informazione un po' diversa dal solito, ci ridiamo anche sopra e speriamo che andiate a votare. Cerco di parlare con gente, ma non vogliono ascoltare intruppati a difesa della Costituzione dal fascismo, poche idee confuse ma semplici per menti semplici. Io sono troppo semplice, non l'ho capito. Buongiorno, io e mio marito, sentendo queste discussioni, ci rendiamo conto che abbiamo sempre avuto dei rimorsi per non avere potuto far studiare i nostri 4 figli negli anni '80. Li abbiamo indirizzati tutti su imparare un mestiere. Sono tutti bravi e stimati artigiani e noi genitori di questi tempi non ci sentiamo più in colpa, ma ci mancherebbe assolutamente. È giusto che uno faccia quello che gli pare. Di questi tempi poi anche studiare non saprei. È già la terza canzoncina che mi mandi. Le ho già mandate ai miei fratelli comunisti. Bravo, ma è così che si fa. Inviate un messaggino al 340-6709-659, io vi mando la canzoncina per il sì al referendum e voi la inviate ai parenti comunisti. Ciao anche a Franca da Aquileia, Udine. Domenica 15 marzo abbiamo il gazebo a Aquileia, ma ce ne sono tantissimi di appuntamenti da non scordare targati Lega. Non vi apro il Segui la Lega, ma ad esempio c'è un volantinaggio pubblico sul referendum il 13 marzo in piazza San Babila, angolo Teatro Nuovo a Milano, 13 marzo dalle 10 alle 13, si volantina. La presentazione del decreto sicurezza lunedì 16 marzo alle 20:45 a Busto Arsizio in provincia di Varese, Museo del Tessile, via Alessandro Volta, con Nicola Molteni e Isabella Tovaglieri. Wow! Se abitate in provincia di Varese, segnate giù, lunedì 16 marzo ore 20:45, la presentazione del decreto sicurezza, la ricaduta sul nostro territorio.
Perché votare sì al referendum questo sabato 7 marzo alle 10:30 ad Arcore, vicino a Monza, Sala Sant'Apollinare, intervengono Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e capo della Lega Lombarda, il consigliere Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, l'avvocato Gallera, presidente del Comitato Lombardo per il sì. Se siete in Brianza, questo sabato 7 marzo alle 10:30 del mattino, Sala Sant'Apollinare, riforma della giustizia, perché votare sì al referendum. E tante altre suggestioni che trovate sul sito legaonline.it. Chiaro che se ci seguite in diretta, oggi giovedì 5 marzo, questa sera alle ore 20, il coraggio del sì è a Udine, con Graziano Pizzimenti, Massimiliano Fedriga, Simonetta Matone, ragazzi, pezzi grossi questa sera alle 20, Palazzo Kechler, piazza 20 settembre ad Udine. Pausa, c'è il Qui Parlamento con Ingrid Bisa e poi dritti dritti alla musica indipendente di Andrea Mandelli. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge oggi in esame introduce una norma di civiltà giuridica, come già è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, e di rispetto umano. Impedire che chi è indagato o condannato per l'omicidio di una persona possa disporre delle sue spoglie mortali. Parliamo di un principio di giustizia elementare. Non è accettabile che chi è sospettato o riconosciuto responsabile della morte di una persona possa decidere sulla tumulazione o addirittura sulla cremazione del corpo della vittima. La proposta interviene su due piani fondamentali. Introduce nel codice penale l'articolo 585 bis, prevedendo le pene accessorie della decadenza dell'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali in caso di condanna per gravi delitti come omicidio, maltrattamenti con esiti mortali, istigazione al suicidio e omicidio preterintenzionale. E prevede una preclusione assoluta già nella fase delle indagini, vietando appunto in ogni caso la cremazione fino al passaggio in giudicato della sentenza o alla pronuncia di proscioglimento. Si tratta di una scelta coerente con l'ordinamento. Già oggi il nostro sistema conosce istituti come l'indegnità a succedere e la sospensione della successione nei casi di omicidio del decuius, ma come evidenziato il diritto di disporre delle spoglie mortali ha natura personalissima e non rientra tra i diritti patrimoniali oggetto di successione. Proprio per questo era necessario un intervento normativo specifico. Questa norma risponde a tre esigenze fondamentali: tutela della dignità della vittima anche dopo la morte, la protezione dei familiari non coinvolti che non devono subire l'ulteriore trauma di vedere l'indagato decidere del corpo della persona uccisa. Garanzia probatoria, evitando cremazioni che possano compromettere definitivamente accertamenti futuri. Come ha già più volte sottolineato la Presidente della Commissione Giustizia al Senato, Giulia Bongiorno, questa norma colma un vuoto inaccettabile dell'ordinamento. Non si tratta di una misura simbolica, ma di una disposizione concreta che impedisce una seconda violenza sulla vittima e i suoi familiari. La ratio è chiara: chi è accusato di aver tolto la vita non può avere il potere di decidere cosa fare del corpo di quella stessa persona. È una scelta di equilibrio, non introduce automatismi sanzionatori anticipati, prevede una disciplina temporanea nella fase delle indagini e collega la decadenza definitiva alla condanna o al patteggiamento. È in sostanza una norma di rispetto, di buonsenso e, ripeto, di civiltà giuridica. Approvare questa legge significa affermare un principio semplice ma fondamentale: la dignità della vittima viene prima del potere dell'indagato. Per queste ragioni la Lega ovviamente voterà a favore di questa proposta di legge. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori il ritmo. Se questo è il peccato, allora dammi il battesimo. Scappo da specchi che mi urlano vergogna. Io mi trucco di coraggio nella nebbia di Bologna. Sorrisi al mio amore, usa e getta. Non è carnevale ma la maschera è perfetta. I coriandoli cadono come stelle in un cielo ubriaco. La vita è un gioco ma ho perso le regole al primo assaggio. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola, un bacio, un bacio, un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta, finché l'alba non mi consola. Le voci dei santi mi chiamano in silenzio mentre brucio come incenso sul filo di un rasoio intenso. Gin tonic mischiata pianti sul parquet. Ho baciato un diavolo, pregava in un cliché. Lungo i viali dei sogni proibiti, arcobaleni spezzati su muri di graffiti. Ogni sorriso un rischio, ogni abbraccio un azzardo. Ma se muoio domani avrò vissuto il mio sguardo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e vola. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Ogni notte è un'ultima volta, finché l'alba non mi consola. Un bacio, un bacio, un bacio in aria. Senza nome, senza volto, ma lascia una scia. Un bacio, un bacio, un bacio in aria. Il sole mi brucia ma la luna non mi lascia. Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Sul bordo del mondo chiudo gli occhi e si innamora. Un bacio, un bacio, un bacio ancora. Un bacio e poi non importa. È sicuramente una delle più belle canzoni che abbiamo trasmesso in queste settimane. E poi lui è bello, cavolo. Fossi io così bello diventerei vice segretario federale della Lega. E invece no, abbiamo con noi Andrea Mandelli. Ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, come state? Beh, dopo il tuo pezzo ci siamo un po' tirati su, ragazzi, in questa valle di lacrime. Gentile, Sammy, troppo gentile. Ma che sei tu gentilissimo, perché tra un impegno e l'altro siamo riusciti a strapparti via 5 minuti, soprattutto per dirti, cavolo Andrea, questo pezzo Un bacio ancora sta andando veramente bene, piace il tuo video, carinissimo, semplicissimo, però comunque ha tante visualizzazioni e ci regala appunto un attimo di tranquillità tra queste brutte notizie che quotidianamente siamo obbligati a leggere, visto che faccio la rassegna stampa. Andrea Mandelli, per fermare un po' la mente, ecco. ci sta. Andre, raccontaci invece di te, perché ci devi aggiornare su cosa stai facendo. Ho già visto su Instagram che stai già lavorando a qualche cosa di nuovo e lo so che si muove, racconta. Dai. Un nuovo singolo che piano piano uscirà con la produzione. Sempre ricordo, voglio sempre salutare la buona suerte Atos Poma, Dino Angelini, Riccardo Di Filippo, Roberto, insomma con tutta la produzione, e stiamo cercando di lavorare tantissimo proprio su questo nuovo singolo che
purtroppo adesso non posso ancora anticipare, ecco. Però se sbirciate su Instagram lo vedete che è già all'opera e si destreggia in sala incisione, quindi insomma qualche cosa si muove. Senti, per il resto, Andre, come hai vissuto i giorni del Sanremo? Chiaramente io ero lì a dire, ma il Mandelli ci sarebbe stato da Dio su quel palco e prima o poi ci arriva, perché il bello, ragazzi, mandando solo artisti indipendenti, e lo sapete, ogni mezz'ora anche in rassegna stampa io mando solo quelli, e ogni tanto scopriamo della gente che dice cacchio, ma questo è bravo davvero, ci starebbe benissimo, però ormai sappiamo che a Sanremo ci vanno soltanto quelli che hanno determinati agganci, determinate importanti etichette, che hanno milioni di followers, no? Ma anche in radio le persone normali non le fanno mica parlare, devi avere miliardi di followers, no? Non ti chiamano in una radio. Mentre Andre, nonostante diciamo che c'è una maggioranza appunto di queste situazioni, ecco. Però Sanremo ci sono artisti che ovviamente io vado a spada tratta per difendere la mia coach di amici che è stata Marisa, che mi è piaciuto tantissimo, vero. Anche il brano, avrei voluto esserci, quello sì, sicuramente. Però piano piano con i progetti, con la post-produzione, la produzione, stiamo cercando di lottare contro, diciamo, questo piccolo sistema. Ecco. È un bel sistemino, certamente, che ogni anno alla fine ci obbliga a sentire quella gente lì e molte volte veramente, tranne piccole eccezioni, ci sono degli obrobri che poi insomma li vedi anche la faccia che fa la gente. Però ragazzi, noi combattiamo proprio tutto questo facendo sentire quello che le altre radio molto spesso non fanno ascoltare perché semplicemente non pagano certi artisti e quindi non vengono trasmessi. Dovete andare a cercare e come fare la spesa dal contadino questi artisti indipendenti come Andrea Mandelli con il pezzo Un bacio ancora, cercare il video e magari condividerlo a parenti e amici dicendo guarda qui altro che queste schifezze sanremesi e poi certamente cade a fagiolo la situazione, magari tra qualche mese lo vedete apparire in qualche importante trasmissione, come d'altronde è successo, perché tutti ti ricordano, mentre ti sto parlando mi sta scrivendo qualcuno dicendo amici nel 2022 sai cosa? Lasciamo il fatto a decidere. È quello che alla fine poi comunque la gente si ricorda, ti vuole bene e ti continua a seguire, soprattutto nel territorio, non lo diciamo mai, no? Ma tu arrivi dall'Ucraina, sei stato adottato da una famiglia del Lecchese, se non sbaglio. Esatto, della provincia di Lecco, Calco. Calco. Senti, ma lì immagino adesso ti conoscono tutti, cioè non puoi girare tranquillamente, cioè, a Calco praticamente sei una personalità. Diciamo che tante persone condividono molto spesso l'esperienza, ecco, chiedono com'è andata, certo. diciamo i fattori, ecco, che sono le dinamiche che lo sto facendo e poi sono piccoli paesi di poterlo condividere il meglio possibile, ovviamente. Sono piccoli paesi per cui alla fin fine ci si conosce tutti quanti, ma ragazzi, se girate in Brianza, nella Brianza Lecchese e passate da Calco, come minimo dovete andare in giro a gridare Andre dove sei? Sammy, esagerato. Dove sei Andre? Ti saluta Sammy Varin, capito? Quindi se senti urlare qualcuno di questi te l'ho mandato io, capito? Perché meriti. Senti, alla fin fine noi ci rivediamo quando arriva il nuovo singolo, fissa giù, mi raccomando, ti voglio in studio come l'altra volta, perché si merita trasmettere bella musica. Poi tu lo sai, questo Un bacio ancora gira automaticamente anche nelle mie trasmissioni, perché ripeto, volevo anche ringraziarvi per questo e ringraziarti perché veramente è un'opportunità, è un'occasione ottima per
dobbiamo cercare di comunicare. Questo brano è abbastanza intenso, soprattutto anche in questo periodo, appunto, cercando di non correre dei rischi e affrontare le sofferenze, ecco. È vero, è vero, è vero. Un bacio ancora ci sta tra una brutta notizia e l'altra, un sospiro di sollievo, sperando davvero di riuscire a comunicare qualcosa di più bello nei prossimi giorni. Andrea Mandelli, grazie per essere stato con noi. A presto. Grazie a te e grazie a Radio Libertà e a tutti gli ascoltatori. Grazie di cuore. Grazie ad Andrea Mandelli, grazie a tutti voi signori. Qui mi fermo, tra pochissimo non arriva la Lega Liguria ma arriverà Lega e dintorni del nostro Marco Grimoldi e in mezzo ci starà la canzoncina sul referendum che magari qualcuno di voi non ha ancora ascoltato. La potete ricevere sul vostro cellulare, adesso mai più ragazzi, adesso la mando anche a Pagnoncelli certamente, inviando un WhatsApp al 340 67 09 659 e tranquilli, è una minaccia. Ci risentiamo domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.